Nuovo appuntamento oggi dei ragazzi volontari dell'Associazione Ragazzi della Trinacria che insieme ad altri della Cooperativa Delfino e tanti altri che si sono uniti hanno pulito il quartiere di San Vito, uno spazio che da anni è abbandonato a se stesso senza alcuna cura. Si sono tolte le erbacce da tutti gli angoli, ridipinte le ringhiere dopo averle ben pulite dalla ruggine. Quello nostro è un lavoro che continua instancabile perché intanto questo è un luogo bellissimo veramente dove si può godere una vista spettacolare, però il nostro lavoro è proprio quello di restituire pezzi belli della nostra città. Tra l'altro dobbiamo dire che le scalinate ad Agrigento sono tantissime. Vedrete quando sarà finita, sarà veramente un colpo d'occhio. La cosa bella è questa collaborazione, siamo tutti assieme oggi per collaborare e regalare un pezzo meraviglioso della nostra città. Sono felice che oggi siamo in tanti per questa nuova iniziativa di sensibilizzazione civile. Abbiamo coinvolto tantissime persone, dalla cooperativa agli abitanti del quartiere. È stata veramente una bellissima iniziativa perché abbiamo unito e integrato anche una parte della nostra popolazione che è più fragile. Oggi proveremo a finire tutto e vedremo subito i risultati di questa magnifica iniziativa. Fin da piccolo frequentavo questo quartiere, adesso dopo aver aperto qui una sede dello studio legale, conoscendo questa iniziativa mi è sembrato giusto e doveroso spendermi e collaborare con l'associazione e tutti quanti stanno lavorando qui, una raccolta fondi che in poco tempo ha raggiunto la quota necessaria per comprare l'attrezzatura e sistemare discerbamento, pittura, quindi io credo che ognuno di noi, specialmente appunto chi frequenta e chi gode di questo bellissimo quartiere, debba fare assolutamente la propria parte. E qua in merito a tutti questi ragazzi stupendi, io penso che passare un sabato mattina così a sudare, a sporcarsi, però a migliorare una città sia straordinario, e tutto merito loro. Hanno organizzato una campagna di raccolta fondi anche su internet, riuscendo a ricevere 200 euro in meno di una giornata, e significa che sono queste le cose che contano. Una cosa più bella, oltre al lavoro che si può fare, perché stiamo bonificando un'area di San Vito dimenticata da decenni, non da adesso, c'è anche un fatto di stare insieme, delle persone, creare comunità, socialità, condividere valori e cercare di costruire veramente una coscienza civica. Quindi complimenti ai ragazzi della Trinacria di Agrigento. Abbiamo proposto ai minori ospiti del centro e hanno aderito praticamente tutti, proprio perché è stata un'occasione per restituire tutto quello che ricevono dalla città di Agrigento che li ospita. Ecco, sentiamo uno dei ragazzi che frequenta la cooperativa. Allora, mi chiamo Abdoulaye Giallo, sono il mediatore culturale della Sanitaria Delfino, ci lavoro da quasi 7 anni. Agrigento, diciamo che siccome è una città di accoglienza, diciamo che accoglie qualsiasi persona, e quindi è bene che anche i ragazzi quindi partecipano su queste belle iniziative, anche a restituire anche alla popolazione. Questa cosa è una cosa importante e fondamentale. Io sono qua ad Agrigento e mi trovo bene, quindi lavoro anche magari anche per portare avanti le cose anche sull'integrazione, che è una cosa importante. Aiuto i fratelli tipo in qualsiasi genere di razza, anche per fargli capire di che cosa si tratta veramente l'integrazione, anche l'immigrazione.